Pace del Signore a tutti, vi invito a alzarvi in piedi un attimino. Oggi sono buono perché l'orario è già un po' avanzato, sappiamo che il culto di Santa Cena è sempre un po' più lungo, ma avevo detto in passato e io non me ne sono dimenticato che questa canzone si canta da in piedi. Quindi per oggi non ve la faccio rifare, ma la volta prossima sappiate che si rifarà tutta la canzone finché non sarete tutti in piedi a lodare il Signore dichiarando che siamo uno in Cristo. Ma vi ho fatto mettere in piedi per un altro motivo molto simile a questo, molto particolare, perché oggi è il culto di Santa Cena, no? Uno dei significati della Santa Cena, cari fratelli e care sorelle, ci sono diversi significati nella Santa Cena, no? Nel corpo, nel sangue, ci sono tanti significati, ma uno dei significati che noi troviamo biblicamente, lo leggiamo in 1 Corinzi al capitolo 10 ad esempio, è che quando noi benediciamo questo corpo e prendiamo tutti quanti da questo corpo, noi stiamo dichiarando che siamo uno in Cristo, che siamo un solo corpo, che siamo la Chiesa del Signore, no? E quindi non abbiamo cantato questa canzone in piedi, allegramente, tutti insieme, ma quantomeno adesso diamoci un bel abbraccio per continuare questo momento di essere uno in Cristo. Abbraccia la persona vicino a te, davanti a te, dietro di te, in diagonale, sud-sud-ovest. Non possiamo celebrare la Santa Cena se non viviamo l'essere uno in Cristo. Amen. Vi ho fatto anche alzare in piedi per pregare insieme. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento in cui la tua parola viene versata sulla Chiesa, affinché insieme alla tua parola il tuo Spirito possa accompagnare, Signore, ogni frase, tutto quello che sarà detto e possa penetrare i nostri cuori, possa entrare nelle nostre menti, possa mettere un seme di salvezza, un seme di vita eterna, quel seme che la tua parola può piantare e dal quale può generare frutti di vita eterna. Ti prego, Signore, per me e ti prego, Signore, per ogni fratello, per ogni sorella qua presente, per coloro che vedranno, che stanno guardando la trasmissione in live, Signore, che attraverso questa parola tu possa veramente toccare i nostri cuori e cambiare radicalmente le nostre vite per assumere il tuo carattere, il carattere di Cristo. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, leggerò dal versetto 3 in avanti. Potete seguire qua sul proiettore. Vangelo di Giovanni, capitolo 13, dal versetto 3 in avanti, dice così: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugamano, se lo cinse. Qua questo episodio, l'episodio della lavanda dei piedi che adesso leggeremo, è un episodio che si svolge nel momento dell'ultima cena che Gesù fa con i suoi apostoli, qualcosa che anche noi abbiamo appena celebrato. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Non mi laverai mai i piedi. Gesù allora gli rispose: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me.
E Simon Pietro allora rispose: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e la testa. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva, e per questo disse: non tutti siete puri. Quando dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io vi ho fatto. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Amen. Amen. Questo testo, il testo della lavanda dei piedi, un testo abbastanza conosciuto della parola di Dio, è un testo che si può leggere in due modi, si può leggere con due punti di vista. Sicuramente andando a estrarre dal testo vari argomenti, vari temi, si possono leggere in svariati, in centinaia di modi, ma questo testo si può leggere in due modi principali. Il primo modo è il modo letterale, è il modo esplicito, è quello che noi veramente abbiamo visto e abbiamo letto in questo testo. L'altro modo è un modo un pochino più implicito, un pochino più nascosto, tra virgolette. Qual è il modo esplicito con il quale si può leggere questo testo? Qua Gesù stava dando un grande insegnamento. Adesso non tutti i Vangeli sono uguali. Ci sono alcuni Vangeli che raccontano questo episodio in un modo, altri che lo raccontano in un altro. Ad esempio, soltanto il Vangelo di Giovanni ci parla della lavanda dei piedi. Ma nel Vangelo di Luca, il capitolo 22, che ci sta parlando sempre di questa ultima cena, noi vediamo che sorge una specie di discussione, almeno una domanda tra gli apostoli. E questa domanda è: chi è il più grande tra di noi? E Gesù risponde a questa domanda con un'altra domanda e dice così: secondo voi chi è il più grande? Colui che si siede a tavola o colui che serve a tavola? È ovvio che la risposta è colui che si siede a tavola. Però Gesù continua dicendo così: ora, se io, come dite voi, sono Signore e Maestro, perché io sono venuto in mezzo a voi come un servo? Praticamente Gesù sta dicendo: è vero, il più grande è colui che si siede a tavola, sicuramente, ma io, che voi riconoscete sono più grande, che gli apostoli avevano già riconosciuto che Gesù era il Messia, era il Cristo, era il Figlio di Dio, se io che sono il più grande, io sono venuto in mezzo a voi come un servo, come colui che serve alla tavola. E è questo ciò di cui ci sta parlando esplicitamente, letteralmente questo testo. Per me, al di fuori dell'episodio del sacrificio di Cristo sulla croce, questo è il testo biblico che più di tutti ci fa capire quel passo meraviglioso che troviamo in Filippesi 2 dal versetto 5 in avanti, quando l'apostolo Paolo dice così: che abiti in voi lo stesso sentimento che c'era in Gesù Cristo, il quale non ha ritenuto l'essere uguale a Dio, non ha ritenuto l'essere Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, qualcosa a cui prendersi, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo esteriormente come uomo, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Per me questo testo della lavanda dei piedi, vedere simbolicamente Gesù che si alza da tavola, no, abbiamo appena letto, Gesù si è alzato e ha deposto le sue vesti, si è tolto i suoi vestiti, ha deposto chi lui era. È una figura di quello che noi abbiamo visto in Filippesi 2,5. Gesù ha svuotato se stesso, si è svuotato della sua divinità, facendosi servo per noi. Per me
questo testo di Filippesi è uno dei testi più belli della Bibbia, e questo episodio della lavanda dei piedi ci spiega veramente quello che Gesù ha fatto. Gesù si è tolto le vesti, ha preso un asciugamano, si è inginocchiato davanti ai suoi discepoli, ha cominciato a lavargli i piedi, e lavare i piedi non era qualcosa che un amico faceva per un altro. Lavare i piedi era un'usanza destinata ai servi della casa o ai più umili dei servi della casa. Gesù ha fatto questo per i suoi amici. E penso che questo sia figuratamente qualcosa che anche noi dobbiamo imparare a fare. Non solo il servire gli altri, sicuramente il servire gli altri, ma alla base del servire gli altri Gesù ci ha insegnato qualcosa qua. Lui ha svuotato se stesso. E noi penso che dobbiamo imparare come cristiani, come figli di Dio, a svuotare noi stessi, a svuotarci da ciò che ci impedisce di servire gli altri. Cos'è che ci impedisce di servire gli altri? A volte il nostro ego, no? Il nostro orgoglio. No, figurati se mi metto a lavare i piedi puzzolenti di un altro. No, io non sono fatto per fare questo lavoro qua, no? E io sono fatto per fare un lavoro un po' più decoroso, dignitoso, un po' più in vista. Questo lavoro qua non è un lavoro per me, non è un lavoro che mi piace. Eppure Gesù ci sta facendo vedere che Lui ha tolto da sé la sua divinità. Gesù ha perso sulla terra la sua onnipotenza. Gesù ha perso sulla terra la sua onniscienza. Gesù ha perso sulla terra la sua onnipresenza. Gesù ha perso sulla terra la sua eternità. E questo è quello che noi abbiamo celebrato oggi, perché se Gesù fosse stato eterno, immortale, anche sulla terra, questo sacrificio non sarebbe servito. Anzi, non ci sarebbe proprio stato. Gesù ha deposto chi Lui era. E questo è quello che anche noi dobbiamo imparare a fare per diventare veramente dei servi. E dobbiamo diventare servi gli uni degli altri. No? Tanti dicono: ma io sono servo di Cristo. No, è giusto, la Bibbia stessa ci invita ad essere servi di Cristo. Paolo dice: io sono schiavo di Cristo, dobbiamo essere servi di Cristo. Ma qua Gesù non ci dice essere servi suoi. Nel versetto 14 Gesù dice: se dunque io che sono Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io vi ho fatto. Gesù non dice anche voi mi facciate come io vi ho fatto. Gesù dice anche voi facciate. Facciate a me, sì, fare a Gesù sicuramente, ma non solo a Gesù. Quello che Gesù vuole insegnarci qua, questo esempio che ci dà, è l'esempio di servirci gli uni gli altri come fratelli. Di non considerare nessuno inferiore a noi stessi, anzi di considerare noi inferiori agli altri, per poter essere servi gli uni degli altri. Svuotarci di noi stessi, svuotarci del nostro ego, svuotarci del nostro orgoglio non è qualcosa di facile, qualcosa sulla quale ognuno di noi deve lavorare. Dobbiamo essere cristiani maturi. Dobbiamo essere cristiani maturi per poter svuotarci del nostro orgoglio. Sapete, la Bibbia stessa ce lo dice. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice così: quando una persona è nuova convertita, non dargli incarichi di leader nella chiesa, non metterlo a fare presbitero, non metterlo a fare diacono, non metterlo a fare lavori di questo tipo, non dargli incarichi. Perché? Perché non succeda che si insuperbisca, che diventi orgoglioso e caschi nello stesso peccato che ha commesso Satana. Quindi lo svuotarsi dell'essere orgogliosi non è qualcosa che facciamo da un giorno all'altro, è qualcosa sul quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere cristiani maturi per veramente riuscire a svuotarci di noi stessi, di questi sentimenti di egoismo, di orgoglio, di avarizia, di cercare di essere i primi, no? I più grandi, come gli apostoli dicevano che volevano essere. Chi è il più grande tra di noi? È qualcosa sul quale noi dobbiamo lavorare. Ma fratelli, una frase che ho sempre sentito è che la chiesa è come un ospedale, no?
Penso che molti di voi hanno già sentito questa frase, ma dire che la Chiesa è come un ospedale perché ci vanno le persone malate, le persone che hanno bisogno di cura, le persone che hanno bisogno di ristoro, di rinnovo, di restaurazione, sicuramente è vero. Ma come in un ospedale le persone vanno perché hanno bisogno di cura, ma vengono curate, allo stesso modo così è anche la Chiesa. Le persone vengono perché hanno bisogno di cura, di rinnovo, restaurazione, sì, ma tutto questo deve succedere nelle loro vite, deve succedere nella mia vita, deve succedere nella tua vita. Dobbiamo essere curati, dobbiamo migliorare, dobbiamo maturare come cristiani. Non possiamo restare cristiani neofiti, cristiani appena nati. Non possiamo continuare a desiderare il puro latte spirituale. Dobbiamo crescere nella nostra vita cristiana, e crescere nella nostra vita cristiana significa maturare anche in questo senso, cominciando a imparare a lasciare da parte chi noi vorremmo essere, svuotare noi stessi per fare spazio al servizio degli altri. Questo è il primo significato che questo testo ci invita a capire. È il significato più letterale, il significato più esplicito, ma c'è un secondo significato che è un pochino più implicito. Infatti Gesù non lava i piedi agli apostoli in quel giorno solo come un atto simbolico per essere d'esempio, per far assumere agli apostoli e anche a noi che oggi leggiamo questo testo un carattere di servo. C'è un altro significato, perché Gesù lava i piedi quel giorno agli apostoli come un atto simbolico della purificazione. Fratelli, noi dobbiamo essere purificati. Questo è uno dei fulcri, del centro del Vangelo di Cristo. Noi cristiani dobbiamo essere purificati. È questo che Gesù stava insegnando quel giorno, il ministero della purificazione. C'è bisogno che noi siamo lavati dei nostri peccati. È qualcosa di cui ho parlato molto velocemente anche la settimana scorsa, no? Parlando del sangue di Cristo, vedendo come in Apocalisse l'Apostolo Giovanni ha visto quella folla di persone vestite di bianco, e quando ha chiesto chi sono queste persone, gli è stato risposto: queste sono le persone che hanno lavato le loro vesti nel sangue di Cristo. Quindi il sangue di Cristo simbolicamente ci lava, ma non è propriamente il sangue di Cristo che ci lava, che ci purifica. Chi fa questa azione nella nostra vita è lo Spirito Santo di Dio. C'è scritto nella lettera a Tito, al capitolo 3, versetto 5, che Gesù, che Dio ci ha salvato per la sua misericordia mediante il lavacro o il lavaggio, diciamo così, il lavaggio della rigenerazione. È questo che noi dobbiamo vivere quando viviamo la purificazione, il lavaggio della rigenerazione. Che cosa vuol dire essere rigenerati? Essere rigenerati semplicemente vuol dire che siamo stati generati, qualcosa è stato generato, qualcosa è nato, successivamente è morto, è venuto a non esistere più, e poi essendo rigenerato è tornato a vivere. E di che cosa si sta parlando quando si parla di rigenerazione nella vita cristiana? Non si sta parlando della nostra vita fisica, sicuramente, e non si sta parlando neanche della nostra vita spirituale. Si sta parlando della comunione con Dio. Dio ci ha creati con una comunione perfetta a Lui. Noi avevamo una comunione perfetta con Dio, ma dal momento che l'uomo ha peccato, questa comunione è venuta a mancare. E attraverso questo lavacro, questo battesimo di rigenerazione, noi ritorniamo a avere questa comunione perfetta con Dio, che è qualcosa che noi avevamo perso a causa del peccato. La comunione con Dio. Una cosa che in questi anni ho sempre sentito, quando persone che avevano intimità con Dio, persone che avevano una vita forte spirituale, venivano a cadere nel peccato, una delle cose che mi dicevano come prima conseguenza del loro peccato è che quando andavano a pregare
non riuscivano a sentire la voce di Dio. Perché? Perché il peccato ci toglie dalla comunione con Dio. Queste persone erano persone piene di Spirito Santo, persone di preghiera, persone che sentivano la voce di Dio, ma quando cadevano nel peccato, si inginocchiavano ai piedi del loro letto per pregare, lo Spirito Santo non gli parlava, non riuscivano a sentire la voce di Dio. E questo finché non c'era una restaurazione con il Signore, non c'era questa rigenerazione della comunione con Dio. La rigenerazione è ciò che succede quando noi veniamo purificati, e noi dobbiamo essere purificati. Nel Salmo 51, il salmo che Davide scrive quando ha peccato con Betseba e dopo ha ucciso la moglie di Betseba, i primi versetti dicono così: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei peccati, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. In che modo noi possiamo vivere questa purificazione? In che modo noi possiamo vivere questa riconciliazione? Attraverso il cosiddetto battesimo di ravvedimento. Il battesimo di ravvedimento non è il battesimo che noi facciamo quando scendiamo nelle acque del lago di Garda, noi come Chiesa B-Church che facciamo i battesimi al lago. Quello è il battesimo sicuramente, che simbolicamente ha il significato, uno dei significati è il ravvedimento, ma il battesimo di ravvedimento è quello che noi viviamo nel nostro cuore, nel momento in cui riconosciamo Gesù come Signore della nostra vita, nel momento in cui ci rendiamo conto che siamo sporchi, che siamo peccatori, che non siamo degni, nel momento in cui ci rendiamo conto di tutto questo e vogliamo abbandonare la nostra vita di peccato, vogliamo abbandonare quello che eravamo prima, la vecchia creatura, per rinascere a nuove creature, diventare persone nuove, diventare persone che puntano a una vita di santità. In questo momento, quando abbiamo questa vera convinzione nei nostri cuori, noi viviamo quel battesimo di ravvedimento, quel battesimo che è quel lavacro di rigenerazione che ci purifica dai nostri peccati. In questo momento noi viviamo la vera rigenerazione della comunione con Dio. Questa è l'importanza del battesimo di ravvedimento che ognuno di noi deve vivere. Se oggi tu ancora non hai vissuto questo battesimo di ravvedimento, comincia a pregare Dio perché Dio ti dia la fede, ti dia la misericordia, ti dia la grazia di vivere questo ravvedimento nella tua vita. Il ravvedimento è il ritorno al principio, è il ritorno al primo amore. Il ravvedimento è tornare a Dio con tutto il nostro cuore. E questo è qualcosa che ogni cristiano ha vissuto, perché se non l'abbiamo vissuto non siamo cristiani. Il ravvedimento è alla base della vita cristiana. Quando in Atti degli Apostoli la folla ha visto gli apostoli ripieni di Spirito Santo e hanno chiesto a Pietro: in che modo possiamo ricevere anche noi questo Spirito, in che modo possiamo avere anche noi questi doni? Pietro gli dice due cose: ravvedetevi e siate battezzati, ma per prima cosa ravvedetevi. Questo è il principio, è la base della nostra vita cristiana, e noi dobbiamo vivere questo lavacro, questo battesimo di rigenerazione, di purificazione nelle nostre vite. Ma l'insegnamento di Gesù andava oltre a questo ravvedimento, perché Pietro gli dice: Signore, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli dice: no, se io non ti lavi i piedi tu non avrai nessuna parte con me. E allora Pietro risponde: no, allora da buon sanguigno, no, che non cambia mai idea, no, allora lavami tutto, piedi, lavami le mani, lavami la testa, lavami completamente. E allora cosa gli risponde Gesù? Gesù gli dice: non c'è bisogno di questo, perché chi è già lavato non ha bisogno di lavarsi tutto quanto, basta che si lavi i piedi.
Gesù sta dicendo: tu che hai già vissuto il ravvedimento, questo battesimo di ravvedimento, che sei già stato purificato inizialmente dai tuoi peccati, che già sei una nuova creatura, non hai bisogno di rivivere tutto questo. Ma c'è una cosa di cui tu hai bisogno: di lavare i tuoi piedi. Perché di lavare i tuoi piedi? Perché semplicemente i piedi sono la prima cosa che si sporca. Quando noi usciamo di casa, quando noi camminiamo, la prima cosa che noi sporchiamo sono i nostri piedi. La Bibbia ci parla della sporcizia dei piedi in vari modi, no? In Romani Paolo dice quanto sono belli i piedi di coloro che portano le buone notizie, di coloro che predicano il Vangelo, che spargono il profumo di Cristo. Perché sono belli questi piedi? Perché sono puliti, profumati? No, tutto il contrario, perché sono sporchissimi. Ma sono sporchi perché si stanno impegnando nell'opera di Dio. Allo stesso modo nel libro dell'Esodo, con la prima manifestazione in cui Mosè vede Dio in mezzo a quel pruno, a quell'albero ardente, di cui una fiamma che non si consumava mai, Mosè si avvicina a questa fiamma che gli sta parlando e la fiamma, no? L'angelo che c'è nella fiamma gli dice: Mosè, fermati, ma togliti prima le scarpe se ti vuoi avvicinare, perché questo luogo è un luogo santo. Perché doveva togliersi le scarpe? Per rispetto? Non era una questione di rispetto, è perché simbolicamente le scarpe, i calzari erano la cosa più sporca che Mosè aveva. E andando alla presenza di Dio noi non possiamo andare con un cuore sporco, non possiamo andare sudici, non possiamo andare sporchi alla presenza di Dio. La sporcizia nella Bibbia ci parla sempre in riferimento al peccato. In Zaccaria, il capitolo 3, quando Zaccaria ha quella visione del sacerdote Giosuè, vede il sacerdote Giosuè pieno di abiti tutti sporchi e un angelo che dice: cambiate subito le vesti a questo sacerdote. E quando gli vengono cambiate le vesti, l'angelo dice: hai visto? Adesso io ti ho purificato dai tuoi peccati. La sporcizia nella Bibbia ci parla di peccato. E quindi quando Gesù ci sta dicendo che dobbiamo aver lavato i piedi, è perché simbolicamente questi sono i primi peccati che noi commettiamo. Sono quei peccatini di tutti i giorni. Perché è vero, noi siamo stati lavati, rigenerati, abbiamo vissuto un battesimo di ravvedimento se siamo cristiani, ma purtroppo ognuno di noi ancora pecca. Non è obbligatorio peccare, c'è la possibilità di non farlo, c'è la possibilità di vivere una vita di santità, ma purtroppo succede qualche volta di peccare, succede qualche volta di cadere. E Gesù ci dice: sei caduto, ok, adesso purificati. Gesù non ci dice: sei caduto, non c'è problema, la mia grazia ti basta. Non è così. Io penso che questo episodio biblico ci debba fare discernere molto bene in che modo posizionarci verso alcune correnti teologiche di pensiero come l'ipergrazia, no? Che negli ultimi anni sta spopolando questa grazia di Dio che supera qualsiasi peccato, che non c'è bisogno di pentirsi, che Gesù è già morto, puoi fare quello che vuoi. Non è così, fratelli. Gesù è già morto, ma non puoi fare quello che vuoi. Prima di tutto devi credere in Lui, esserti ravveduto, e dopo che ti sei ravveduto devi vivere una vita ricercando la santità. Ma se cadi, Gesù ci insegna, se cadi, i tuoi peccati devono essere purificati. Tu devi continuare a essere purificato. Non c'è bisogno di lavare di nuovo la testa, non c'è bisogno di lavare di nuovo le mani, ma ogni peccato che fai, il primo peccato che fai, quello che si ferma alla pianta dei piedi, subito corri ai ripari, subito deve essere purificato, subito. Fratelli, noi dobbiamo vivere questa purificazione quotidianamente. In che modo vivere questa purificazione? La Bibbia ci dice che Dio sempre accetterà una persona che con un cuore afflitto va da Lui. Sempre Davide in questo Salmo 51 dice così a Dio: Dio, io so che tu non desideri i miei sacrifici, quello che tu desideri è il mio cuore afflitto. Se noi pecchiamo, se noi cadiamo, se noi sbagliamo, l'unica cosa che dobbiamo fare è renderci conto di quello che abbiamo fatto
e tornare a Dio con un cuore pentito, con un cuore afflitto, con un cuore che vuole veramente riconciliarsi con Lui. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Per questo solitamente quando facciamo la Santa Cena io non leggo tutto il testo come l'ho letto oggi, di solito leggo solo alcuni versetti. Oggi ho voluto leggere 1 o 2 versetti in più, perché nei versetti che ho letto successivamente l'Apostolo Paolo dice così: perciò ognuno di voi, prima di prendere la Santa Cena, esamini se stesso. E questo è qualcosa che noi dobbiamo cominciare a fare, fratelli, esaminare noi stessi. Perché dobbiamo esaminarci prima di prendere la Santa Cena? La Santa Cena rappresenta il momento in cui Gesù è morto per i nostri peccati. E noi la prendiamo perché ci siamo ravveduti dei nostri peccati. Questo è uno dei motivi per i quali diamo la Santa Cena soltanto alle persone battezzate, perché crediamo che le persone battezzate abbiano vissuto questo lavacro di rigenerazione, questo battesimo di ravvedimento. E se Gesù è morto per i nostri peccati e noi prendiamo la Santa Cena perché ci siamo ravveduti, abbiamo dichiarato che ci siamo ravveduti dai nostri peccati, ma quando andiamo a prendere la Santa Cena siamo in peccato, non va bene. Non va bene. È come dire, non è servito a niente quello che hai fatto, Gesù. È come dire, tu sei morto per me, ma io sto continuando a peccare. E non sto dicendo che chi è in peccato non può prendere la Santa Cena, perché se fosse così probabilmente saremmo tutti a digiuno questa sera. Ma quello che sto dicendo è che prima di prendere la Santa Cena esamina te stesso, guarda quello che hai commesso questi giorni, e dopo che hai esaminato te stesso e dopo che ti sei reso conto che c'è qualcosa da purificare prima di prendere la Santa Cena, in quella preghiera che facciamo prima della Santa Cena, chiedi a Dio il perdono dei peccati. Chiedi a Dio che possa lavarti, purificarti, possa lavarti quei piedi sporchi, per tornare a riconciliarti pienamente con Lui e vivere questo momento della Santa Cena pieno. La purificazione, fratelli, è qualcosa che ognuno di noi come cristiani deve vivere quotidianamente. Penso quotidianamente. Se c'è qualcuno che non pecca quotidianamente, buon per voi, state raggiungendo un buon livello di santità. Ma non dite io non pecco quotidianamente, perché la Bibbia ci dice che se tu dici non sto peccando, già stai peccando. Quindi mi raccomando, dillo sottovoce. C'è però un ostacolo molto grande alla nostra purificazione. E voglio togliere un attimo la frase di Pietro dal contesto, ma dopo vedrete che comunque, se riferita a Pietro, penso che possa andare molto bene ugualmente. Uno degli ostacoli più grandi, se non l'ostacolo più grande, noi lo vediamo quando Pietro dice a Gesù: tu Signore vuoi lavare i piedi a me, tu non mi laverai mai i piedi. Quindi voglio toglierla dal contesto, perché effettivamente Pietro lo diceva per un altro motivo. Pietro lo diceva perché voleva essere servo di Gesù, voleva essere servo di Cristo. Ma penso che questa sia la risposta che molto spesso anche noi diamo a Gesù, ovvero non a me, non a me. Vedo che riferita a Pietro può andare anche bene toglierlo dal contesto, perché Pietro era una persona che era molto sicura di sé, no? Pietro era molto sicuro della sua fede, della sua devozione a Gesù, tanto che quando Gesù ha detto voi tutti quanti mi abbandonerete, Pietro ha detto no, figurati, io non ti abbandonerò mai, Signore. E Gesù gli risponde: Pietro, prima che il gallo canti tu mi rinnegherai 3 volte. E sappiamo come andò a finire, no? Pietro lo rinnegò 3 volte. Pietro era molto molto sicuro della sua devozione a Cristo. Ma
molto spesso noi rispondiamo a Gesù: questo non è per me. Quando è che rispondiamo a Gesù così? Quando sentiamo magari una parola, quando sentiamo magari un'esortazione, quando sentiamo magari un consiglio e non riusciamo a percepire che noi siamo quelle persone che hanno bisogno di quella parola. Non riusciamo a percepire che noi siamo le persone che hanno bisogno di quel consiglio. Non riusciamo a percepire che noi siamo le persone che hanno bisogno di quella correzione. Non riusciamo a percepire che Dio sta parlando con noi. Ci sono persone che, fratelli, stare sul pulpito ha i suoi vantaggi, perché magari durante una predica, durante la lode o durante qualche momento qualcuno dice qualcosa e noi vediamo i fratelli che si guardano, no? Gli uni gli altri, e dicono: ah, Dio sta parlando con lui, Dio sta parlando con lei, questa parola è per lei, questa parola è per lui, no? Ma dobbiamo capire che Dio non vuole parlare con la persona di fianco a noi. Dio vuole parlare con noi. Dio vuole parlare con noi. Se oggi tu sei venuto qua e finché venivi in macchina hai pregato Dio dicendo: Dio, usa il pastore per parlare con mio marito questa sera, usa per parlare con mia moglie, per parlare con quella persona che mi ha fatto quel torto, sappi che Dio non vuole parlare con quella persona. Dio vuole parlare con te. E riconoscere i nostri peccati è la cosa che più di tutto ostacola la purificazione nella nostra vita, perché noi siamo molto bravi a vedere i peccati degli altri, siamo molto bravi a vedere gli errori degli altri, ma non riusciamo a percepire i nostri. Gesù nel sermone sul monte, no, ha approfittato, anche lui ha detto la stessa cosa, ha detto: perché guardi la pagliuzza, scusate, non so l'italiano, perché guardai la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non riesci a vedere la trave che c'è nel tuo? In portoghese è cisco. So in portoghese, tu lo spieghi in portoghese? Hai visto? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non riesci a vedere la trave che c'è nel tuo? Siamo bravi a vedere quello che gli altri sbagliano, ma non siamo bravi a vedere quello che noi sbagliamo. E questo è ciò che più di tutto ostacola l'agire di Dio nelle nostre vite. Una frase che ho sempre sentito dai primi giorni che ho messo piede in una chiesa evangelica, in una chiesa era questa perché sono stato solo in questa, è che non c'è persona più difficile da convertire di una persona che già pensa di essere convertita. Noi non riusciamo a percepire quello che c'è da cambiare in noi, non riusciamo a percepire quello che Dio vuole trasformare nelle nostre vite, che Dio vuole correggere in noi, ma siamo molto bravi a vedere quello che Dio vuole correggere nella vita della persona di fianco a noi o del nostro amico o di qualcun altro, no? Eppure noi dovremmo riuscire a imparare ad avere l'umiltà di riconoscere che noi siamo peccatori, che noi dobbiamo essere cambiati, che noi dobbiamo essere trasformati dall'agire dello Spirito Santo. E se noi non riusciamo a fare questo lavaggio di cui Gesù ci sta parlando, non potrà mai avvenire nelle nostre vite. E la cosa peggiore è che chi non si fa lavare i piedi da Gesù, come Gesù ha detto a Pietro, non avrà parte alcuna con lui. E penso che questo sia abbastanza facile da intendere quello che Gesù sta dicendo. Se noi non abbiamo l'umiltà e la capacità di dire: Padre, io sono in peccato, andare ai suoi piedi con un cuore afflitto, riconoscendo le nostre colpe, Lui non ci potrà perdonare. E senza il perdono non c'è l'ipergrazia, fratelli. Noi dobbiamo essere perdonati dai nostri peccati quotidianamente, dobbiamo essere perdonati quotidianamente dalle nostre colpe. Gesù un giorno disse una parabola, no? Si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, nella parabola del fariseo, del pubblicano. Molto spesso questa parabola viene usata per insegnare in che modo pregare,
Ma Gesù non stava o non voleva insegnare in che modo pregare. Gesù comincia questa parabola dicendo così. Disse ancora questa parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. E dopo racconta questa parabola della preghiera del fariseo che dice: Padre, non farmi essere come questo pubblicano, peccatore, così. Ti ringrazio che non sono come lui. E il peccatore invece con un cuore afflitto che diceva: Padre, perdonami dei miei peccati. Ma ripeto, Gesù non stava insegnando in che modo pregare. Gesù stava insegnando: c'è qualcuno che si crede giusto e disprezza colui che effettivamente è nel peccato, senza capire che anche chi si crede giusto forse era più peccatore dell'altro. Infatti Gesù finisce la parabola dicendo: io vi dico che quando tornò a casa sua, il pubblicano fu giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si abbasserà sarà innalzato e chiunque si innalza sarà abbassato. In che modo possiamo riconoscere i nostri errori? Perché non è facile riconoscere i nostri errori. Come ho detto, per ognuno di noi non è facile. Il salmista Davide, mi sembra nel Salmo 19, dice: chi può conoscere i suoi peccati? Perdonami da quelli, purificami da quelli che mi sono occulti. È difficile riuscire a discernere, riuscire a vedere i nostri peccati. Siamo bravi a vedere quelli degli altri, ma i nostri è difficile. Ma ci sono alcuni modi per riconoscere i nostri peccati. Il primo modo è attraverso l'agire dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci convince di peccato. Giovanni al capitolo 16, Gesù dice questo ai suoi: è meglio che io me ne vada al Padre, perché così io posso mandare lo Spirito Santo a voi e lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato. Nel Salmo 139 gli ultimi versetti dicono così: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è qualche via iniqua e guidami alla vita eterna. Lo Spirito Santo conosce i nostri peccati, lo Spirito Santo conosce le nostre iniquità e Lui ci può convincere di questo peccato, portandoci a vivere la vita eterna. Ma c'è anche un altro modo che ho già detto prima, attraverso il quale Dio può convincerci dei nostri peccati, ovvero attraverso la bocca dei nostri fratelli, attraverso la bocca di leader, di pastori, attraverso la bocca di tante persone che Dio può mettere nella nostra vita per consigliarci, per esortarci, anche per correggerci, perché spesso Dio ci parla attraverso la correzione. E l'unica cosa che noi dobbiamo fare è avere un cuore umile per poter capire che Dio non vuole parlare con la persona di fianco a noi, e Dio vuole parlare con noi. Che noi possiamo essere questa Chiesa purificata dallo Spirito Santo di Dio, lavati sì in un battesimo di ravvedimento, ma quotidianamente purificati, perché abbiamo l'umiltà di andare ai piedi del nostro Signore con un cuore afflitto e dire: Gesù, lava pure i miei piedi. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Voglio pregare insieme a voi prima di lodare il Signore. Vorrei che tu non ascoltassi la mia preghiera, io pregherò al microfono, ma vorrei che tu non ascoltassi la mia preghiera in questo momento. Vorrei che tu potessi fare la tua preghiera. Vorrei che tu potessi chiudere i tuoi occhi e in questo momento aprire il tuo cuore verso lo Spirito Santo, chiedendo: Dio,
A volte i miei peccati mi sono nascosti, ma tu conosci ogni cosa di me. Perdona, Signore, ogni mio peccato e fai sì che io possa avere un cuore umile, un cuore afflitto, un cuore che riconosca dov'è che sto sbagliando, affinché ogni giorno io possa essere purificato da te. Fai questa preghiera, una preghiera sincera a Dio in questo momento. Il desiderio di Dio, ciò per cui Lui è sceso sulla terra, ciò per cui Lui è morto per me e per te, è che ognuno di noi possa essere veramente riconciliato con il Padre. Ma se vuoi essere veramente riconciliato con Lui, tu devi essere purificato. Io e te dobbiamo essere purificati, perché ognuno di noi purtroppo molto spesso è incline a cadere. Che Dio possa darci questa grazia di riconoscere i nostri peccati, che Dio possa darci questa umiltà di andare ancora una volta ai Suoi piedi e a chiedere perdono per ognuno di essi, per essere riconciliato con Lui. Io credo che nel momento che noi siamo riconciliati con Dio, le porte del cielo saranno aperte su di noi. C'è scritto che quando il popolo di Dio torna indietro dalle sue vie malvagie, Dio comincerà ad ascoltarlo di nuovo. Dio curerà le sue ferite, Dio curerà il suo paese. Che noi possiamo riconciliarci con Lui affinché la mano di Dio possa essere sopra di noi e soprattutto il nostro cuore possa essere riconciliato con il suo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, per questo culto meraviglioso che abbiamo vissuto alla tua presenza, sapendo che tu sei stato presente con noi in ogni momento, in ogni attimo, Signore, di questa serata, dalla lode, dai tempi profetici, Signore, da ogni preghiera. Tu eri lì con noi e tu sei qua con noi in questo momento. E adesso, Signore, per mezzo della tua parola ci è stato ministrato di ritornare a te con un cuore afflitto, con un cuore umile, con un cuore sincero, chiedendo perdono di ogni nostro peccato. Per questo, Signore, io ti chiedo che tu possa ascoltare in questo momento la mia preghiera, ma anche la preghiera che ogni mio fratello, che ogni mia sorella sta facendo dal suo posto. Che tu possa ascoltarci, Signore, che noi possiamo veramente essere in questo momento tuoi figli e figlie che vengono a te con un cuore rotto, Signore, con un cuore afflitto, con un cuore umile, sapendo di essere peccatori, sapendo di avere sbagliato e volendo veramente essere purificati e riconciliati con te. Ti chiedo, Signore, che tu possa rigenerare quella comunione che noi avevamo un tempo con te. Rigenerala, Signore, a partire da questa sera. Che chi non ti sentiva possa tornare a risentire forte la tua voce nelle sue preghiere. Che chi non ti vedeva possa ritornare a vedere veramente, realmente i tuoi segnali quotidianamente nella sua vita e la tua presenza costante nella sua casa. Nel nome di Gesù, Signore, oggi noi vogliamo tornare indietro da ogni nostra via malvagia. Ascolta questa preghiera, metti la tua mano su questo tuo popolo, cura le nostre ferite spirituali, vieni, Signore, a benedire le nostre vite. Per questo io ti prego, Signore, ti prego per una chiesa che abbia veramente il desiderio di essere una chiesa pura, una chiesa che ricerca la santità, ma che quando cade torna a te con un cuore afflitto per dichiarare che vuole essere lavata e purificata da te. Signore, qui c'è la tua chiesa, scendi su di noi col tuo spirito, con il tuo lavacro di rigenerazione, restauraci e riportaci a vivere una vera comunione con te. Per questo ti prego, nel nome di Gesù. Amen.